68. Rallegrati, Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura. Esultai quando mi dissero andiamo alla casa del Signore, e ora stanno i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Rallegrati, Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura. Gerusalemme riedificata come città, ricostruita compatta, là sono salite le tribù del Signore. Rallegrati, Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore facendo memoria al salvifico con fede e devozione, affinché resi partecipi per grazia del mistero della croce possiamo avere parte alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi noi tuoi fedeli che seguiamo esultanti Cristo nostro Re e Signore, di giungere con Lui nel cielo e di vivere e regna nei secoli dei secoli. Preghiamo. Del profeta Isaia. Signor Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini Cristo tuo Figlio nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. Non ho
il mio gente mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai amato. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai amato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. E onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Lode e onore a te, Signore Gesù. Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Luca. Potete sedere. Quando fu l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse: Ho desiderato ardentemente di mangiare con voi prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio. Preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo:
Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Ma ecco la mano di chi mi tradisce con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Allora cominciarono a domandarsi a vicenda chi avrebbe fatto ciò. Sorse anche una discussione, chi di loro poteva essere considerato il più grande. Egli disse: I re delle nazioni le governano, e di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma che diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede e veduto ai tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico, non canterà oggi il gallo prima che tu per 3 volte avrai negato di conoscermi. Poi disse: Quando vi ho mandato senza borsa né bisaccia né sandali, vi è forse dato qualcosa? Risposero: Nulla. ed egli soggiunse: Ma ora chi ha una borsa la prenda e così una bisaccia. Chi non ha spada venda il mantello e ne compri una, perché vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura, e fu annoverato tra i malfattori. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. ma egli rispose: se ne andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono loro. Pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro quasi un tiro e inginocchiandosi pregava: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. E sentò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza, e disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Mentre egli ancora parlava, ecco una turbe li precedeva colui che si chiamava uno dei 12 e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, possiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: Lasciate, basta così. E toccando
nell'impero delle tenebre. Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: Anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: Donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: Anche tu sei di loro. Ma Pietro rispose: No, non lo sono. Passata circa un'ora assisteva. In verità, anche questo era con lui, e anche lui un Galileo. Ma Pietro disse: O uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò le parole che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito pianse amaramente. Frattanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo schernivano e lo percuotevano, lo bendavano e gli dicevano: Indovina, chi ti ha colpito? e molti altri insulti dicevano contro di lui. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i sommi sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al Sinedrio e gli dissero: Se tu sei il Cristo, dicelo. Gesù rispose: Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma da questo momento sarà il figlio dell'uomo e strada di Dio. Tu dunque sei il figlio di Dio? Ed egli disse loro: Lo dite voi stessi, io lo sono. Risposero: Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi dalla sua stessa bocca. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare i tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo Re. Pilato lo interrogò Sei tu il re dei Giudei? ed egli rispose. Tu lo dici. Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: Non trovo nessuna colpa in quest'uomo. ma essi insistevano. Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo e, saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode. In quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò con molte domande, ma non rispose. C'erano là anche i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo accusavano con insistenza. Allora Erode con i suoi soldati lo insultò e lo schernì, poi lo riprendì la veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici. C'era stata inimicizia tra loro. Pilato, riuniti i sacerdoti e il popolo, disse: Mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco,
Egli non ha fatto nulla che meriti morte. Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò. Ma essi si misero insieme. A morte costui, dacci libero Barabba. Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù, ma essi urlavano: Crocifiggilo, crocifiggilo. ed egli per la terza volta disse loro: Quale ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse esaudita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano, e a loro volontà. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Betlemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mamme che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli copriteci. Perché trattano così il legno verde? Che avverrà del legno secco? Venivano condotti insieme con lui anche 2 malfattori per essere giustiziati. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i 2 malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Dopo lo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: Ha salvato gli altri. E stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: Se tu sei il re dei Giudei, salvati adesso. C'era anche una scritta sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Era mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio.
veramente quest'uomo era giusto. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, tornavano percuotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fin a questi avvenimenti. Da un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona e giusta, non aveva la degli altri, egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò, lo avvolse in un lenzuolo nato ancora deposto. Era la parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù. Ritornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo secondo il comandamento. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Possiamo sedere. Ecco, abbiamo ascoltato, partecipato al racconto di Luca sulla passione e certamente abbiamo notato il contrasto tra la celebrazione che facciamo oggi e poi invece la conclusione che vivremo in questi giorni. Ecco, certamente sorprende come dalle acclamazioni che vengono fatte al Signore, subito dopo invece c'è l'acclamazione e si realizza per Gesù la sua passione. Certo, abbiamo sentito nella passione raccontata da Luca come anche Pilato cercava di liberare il Signore, ma non era questo il disegno scelto. E il Signore con il suo cammino in mezzo a noi, portando la sua croce, e ci mostra come affrontare i momenti difficili, le tentazioni più insidiose nella nostra vita. E guardando a Lui che anche noi riusciamo a riconoscere e attingere la forza nel vivere la sofferenza che in ogni giorno troviamo nella nostra vita. E allora anche la Via Crucis, che viene sempre esposta nelle chiese, diventa un riferimento per noi, perché come il Signore ha alto e ha vissuto la sua passione, così anche noi siamo invitati ad accogliere e vivere in pienezza quel dono della vita, anche a volte la sofferenza. Ecco, in questi giorni possiamo condividere questi momenti che abbiamo vissuto diluiti proprio per entrare più profondamente il Signore, per manifestare a noi nel nostro cammino che il Signore è presente nella nostra vita.
Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, scese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò morte, e non è fatto di credo santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, il crocifisso e le Preghiamo insieme. Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Per la Chiesa, per il Papa e per tutti i pastori, per il popolo cristiano, per coloro che si preparano al battesimo, noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per chi soffre a causa delle guerre, noi ti Padre nostro, ascoltaci. per tutte le famiglie, soprattutto quelle che soffrono per malattie e incomprensioni, noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per la nostra comunità che ascolta la parola e celebra l'Eucaristia, per i nostri giovani e per gli anziani, noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. E vogliamo pregare anche per il nostro fratello Fra Pancrazio, che sapete ci ha lasciato in questi giorni. Domani ci sarà il funerale al suo paese nativo, perché il Signore conceda a lui il paradiso, noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Questa è la nostra preghiera, o Padre. Purificala ed esaudiscila secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore. Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questa terra e della volontà. Al tempo di benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre. Dio Onnipotente,
te la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere. Ottenga dalla tua misericordia questo unico beneficio. Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Con è giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Al Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, iniziazione per noi peccatori, e consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua e noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Però sei giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale
memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non amare, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il canto numero 419. Signore dolce volto, di pena e di dolore, o volto pien di luce, colpito per amore, avvolto nella morte, perduto sei per noi. Accogli il nostro pianto, o nostro Salvatore. Nell'ombra della morte resistere non puoi, o Verbo nostro Dio, in croce sei per noi. Nell'ora del dolore ci rivolgiamo a te. Accogli il nostro pianto, o nostro Salvatore. O capo sanguinato di Cristo mio Signore, di spine insanguinato, colpito per amore, perché son si spietati gli uomini con te. Tu porti i miei peccati, Gesù, pietà di me.
Preghiamo. O Dio, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Per le celebrazioni di questa settimana, se non lo sapete, in fondo avete il bollettino e in mezzo ci sono tutti gli orari. Il Signore sia con voi. Oggi lo sguardo, Padre, su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei peccatori e a di vive e regna nei secoli dei secoli. Vi benedica Dio Onnipotente e Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, nel suo nome andate. 153. Ti saluto, Croce Santa, che portasti Redentore, gloria, lode, onanza, ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedele, grondi sangue innocente sul Cristo, che ti volle martirio crudele. Ti saluto, Croce Santa, che portasti Redentore, gloria e onor ti ogni lingua ed ogni cuore. O agnello divino, sull'altar della croce pietà, tu che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha. Ti saluto, Croce Santa, che portasti Redentore, gloria, lode, onor ti canta, ogni